distribuzione è troppo vicina, secondo il presidente dei commercianti, pronto a dare battaglia su supermercati e centri commerciali, ma anche sul ritorno delle riaperture domenicali. Dopo la pandemia e il lockdown, il comune di Paese pensa alle famiglie e propone un pacchetto Paese on the Beach, destinazione Jesolo. Regione al lavoro per modificare le regole relative al trasporto privato e pubblico. L'orientamento, annuncia il presidente Zaia, concedere la capienza del 100% con l'obbligo di indossare la mascherina. È morta per overdose la 18enne Chiara Friggeri di Monfumo, che si era sentita male dopo aver assunto un mix di farmaci, risultato dell'autopsia. E si è negativizzato l'operatore dell'ex caserma Serena, rientrato in Italia con il Covid e resta positivo, invece richiedente asilo contagiato, quarantena per l'intera struttura sino a domenica. Piazza dei Signori a Treviso questa mattina un gruppo di cittadini hanno organizzato una goliardata al sindaco Mario Conte, gli hanno regalato una trombetta. Grande festa oggi a San Bartolomeo, nonna Teresa Cattarina ha spento 106 candeline fra canti e bracci, circondata da figlie e nipoti. Ben ritrovati, buonasera. L'informazione di TG Treviso si apre con il tema economico. La parola va al presidente di Ascom Confcommercio. Il tema è quello della grande distribuzione. Ce n'è troppa ed è troppo vicina la denuncia di Capraro proprio adesso che sono stati riaperti la domenica supermercati e centri commerciali. Non possiamo assassinare il nostro territorio. Uno slogan che vale una battaglia. Quella che sta portando avanti il presidente dei commercianti Federico Capraro contro la diffusione sfrenata di supermercati e centri commerciali. Troppi e troppo vicini, e non solo per l'Ascom. Troppi supermercati e infatti con il vice sindaco De Checchi stiamo ristudiando il piano relativo alle aree commerciali. È un piano che non è di certo nato con questa amministrazione, è frutto di ragionamenti del passato. Logiche decisamente diverse da oggi, soprattutto dopo l'esperienza delle chiusure causa coronavirus. Non c'è giustificazione a questi numeri, non c'è un'esigenza, lo abbiamo visto anche durante questa emergenza, qual è stata la ricerca del negozio di prossimità, del negozio di vicinato. Su questo credo che si debba uscire dall'alibi che sotto determinate metrature un'amministrazione comunale non possa fare nulla, e invece ci debba essere un'assunzione di responsabilità tra amministrazioni contermini e un intervento regionale che miri a risolvere questo problema. Ma il presidente Capraro va oltre, coinvolgendo nella battaglia anche le riaperture domenicali. Mi sembra che non riusciamo a cogliere gli spunti che questa emergenza ci ha posto davanti. Abbiamo visto che si può benissimo vivere senza necessariamente andare a fare la spesa di domenica, sono cambiati dei ritmi. Ecco, cogliamo quello che di buono è emerso e riorganizziamo la nostra vita anche lavorativa tenendo conto che c'è spazio e possibilità per fare tutto senza eccedere, come prima avveniva. Paese pensa alle famiglie in difficoltà. Sentite questa singolare iniziativa. Il comune porta al mare i suoi concittadini. Guardate. Ogni giovedì partirà da Paese un pullman che porterà 30 famiglie a Jesolo, mamma, papà e bambini oppure nonni e nipoti. Un modo per aiutare le famiglie che si sono trovate in difficoltà dopo l'emergenza coronavirus e che, vista la situazione economica, non riescono ad andare in ferie. Così l'amministrazione ha pensato di offrire il pacchetto ombrellone e sdraio. Sotto l'ombrellone con le 2 sedie sdraio ci può stare la famiglia con 2-3 figli minori, quindi queste sono le linee guida che ci vengono dettate, però non vogliamo isee, vogliamo dare l'opportunità a chiunque di poter approfittare di questa iniziativa. Si tratta del primo accordo di questo tipo fra 2 comuni. Fra l'altro, se l'iniziativa dovesse riscuotere un buon successo, il comune di Paese potrebbe aumentare il numero di famiglie a cui offrire questa possibilità. Ci ha fatto molto piacere essere contattati dal sindaco di Paese quando ci ha proposto il fatto di portare i cittadini al mare. Per noi è stata comunque un'ottima idea e quindi abbiamo deciso di metterci a disposizione ulteriormente offrendogli la tariffa che di solito riserviamo ai nostri residenti, così da aiutare ancora di più tutti i cittadini che magari non possono permettersi la giornata in spiaggia ma che ne avrebbero tanta voglia e bisogno, soprattutto per i bambini. Ogni famiglia di Paese potrà chiedere di poter usufruire di questo servizio fino per ora a 30 famiglie.
In sinergia con il Comune di Jesolo ma anche con la ditta di trasporti abbiamo chiesto, perché è l'unica nel territorio, se poteva offrire questo servizio. Ci sarà la ditta Martinelli che effettuerà delle fermate in tutte le frazioni del nostro comune tutti i giovedì e che accompagnerà, però il servizio di trasporto è a pagamento ovviamente per le famiglie, noi pensiamo al pacchetto spiaggia. Ecco. Abbiamo individuato il tratto di arenile chiamato Green Beach, che è la spiaggia in pineta che è dedicata prettamente alle famiglie, quindi visto che il focus è appunto le mamme, il papà, i nonni con i bambini, ci sembrava la location ideale dove poter appunto portare i bambini a trascorrere una giornata al mare. Non solo, l'amministrazione di paese sta anche pensando ai giovani che il sabato sera vanno a Jesolo nelle discoteche e nei vari locali. Partiamo anche lì verso l'ora di dopo cena e rientro alle 2/4 di mattina, compatibilmente adesso rispetto alle strutture ricettive che aprono. Qualche discoteca è già aperta, prima l'assessore di Jesolo mi diceva sì, un po' gradualmente stiamo riaprendo, lo valutiamo, però con i primi di luglio partiremo anche quello, un servizio il sabato sera. Fotostampa della giornata del Presidente Zaia. Il tema è stato quello del trasporto privato e pubblico, non solo, la commissione ispettiva per quanto riguarda il batterio killer a Verona e poi un altro grande tema, quello dei test rapidi per l'autunno. Introdurre nuove linee guida sul trasporto. Sto parlando quantomeno del trasporto privato. Stiamo anche valutando, non ve lo nego, di affrontare il tema delle linee guida del trasporto pubblico tornando all'omologazione d'origine della capienza con la mascherina. Ora si lavora per far tornare il trasporto alla normalità. Sul trasporto privato la Regione sta pensando di modificare le linee guida ministeriali, ma è sul trasporto pubblico che potrebbe arrivare la vera novità, fortemente compromesso a causa delle limitazioni imposte dal Covid. Zaia guarda il modello inglese. La Gran Bretagna ha imposto l'obbligo di mascherina ma ha tolto quello di distanziamento di almeno 1 metro, così anche Francia e Germania. In Inghilterra questo l'hanno già fatto di default, cioè hanno obbligato tutti i cittadini a portare la mascherina all'interno dei trasporti pubblici in modo tale che non si sono messi lì a discutere di ridurre la capienza dei mezzi. Necessario rivedere le norme per evitare la paralisi del trasporto pubblico, i cui bilanci sono già pesantemente colpiti dal calo dell'utenza. Contemporaneamente Zaia segue con particolare interesse l'evoluzione degli studi sui test rapidi, che andranno a sostituirsi ai tamponi per efficienza e tempestività. Potrebbero funzionare come un test di gravidanza, spiega, e mettere a riparo l'intero sistema da un'eventuale seconda ondata prevista per autunno. Quindi se funzionano, noi ne abbiamo alcuni che sono dichiarati come test rapidi a 10 minuti e beccano l'RNA del virus, quindi funzionano come il tampone. Adesso si tratta di capire se sono innanzitutto validati in laboratorio e dopodiché se saranno autorizzati ovviamente dall'Istituto Superiore di Sanità. Test rapido, condivisione dei dati, intervento tempestivo. Al Veneto stanno arrivando molti test dalle aziende e sono tutti in via di valutazione. Intanto la Regione ha annunciato oggi di aver istituito una commissione ispettiva sul caso del batterio killer alla maternità di Borgo Trento a Verona. La commissione si affiancherà a quella già interna dell'azienda ospedaliera. Ho chiesto che si istituisca, il dottor Mantoan mi ha firmato il decreto stamattina, una commissione definiamola ispettiva, perché tale è scritto così, per la vicenda Citrobacter di Verona. Sempre nella conferenza stampa del Presidente oggi è arrivato un ospite importante, la direttrice del pronto soccorso pediatrico di Padova. Il tema è quello di coronavirus e bambini. Sentiamo. Si infettano in maniera molto meno frequente rispetto agli adulti e quando si infettano con malattie meno gravi. Avete visto i dati, abbiamo avuto 369 bambini su 19.200 adulti infettati e abbiamo avuto 13 ricoveri di bambini nella regione Veneto, a dire che la maggior parte dei bambini aveva una sintomatologia così lieve da essere gestita dal suo pediatra di famiglia a livello domiciliare. I bambini dunque sembrano essere protetti dal coronavirus, si ammalano meno gravemente e con sintomi più lievi, un fenomeno oggetto di varie ipotesi, tra cui quella di una maggiore risposta immunologica. Ne ha parlato nel corso della conferenza stampa del governatore Zaia la dottoressa Dadalt, direttrice del pronto soccorso pediatrico di Padova,
prova, chiarendo vari dubbi, tra cui quello della contagiosità. Sicuramente possono presentare la malattia in maniera asintomatica, però è anche ragionevole pensare che quando sono asintomatici sicuramente sono dei potenziali trasmettitori, ma la carica virale è così bassa per cui noi diciamo non sono dei super trasmettitori. Certamente sono dei trasmettitori perché il virus lo albergano nelle vie aeree, ma così la letteratura pediatrica sta sempre più dicendo non sono dei super trasmettitori. Nonostante questo, Dadalto invita a vaccinare anche i più piccoli contro l'influenza. Essere protetti dall'influenza protegge se stessi, protegge chi ti sta intorno e toglie dal campo, in vista di un'eventuale ripresa dell'infezione da coronavirus, il problema dell'influenza. Altrimenti sarà molto difficile per noi, in assenza di test rapidissimi, differenziare i bambini che hanno un'influenza dai bambini che hanno un'infezione da coronavirus. Ritorna poi la questione della mascherina, di cui la dottoressa spiega il differente utilizzo in base all'età. Sotto i 2 anni addirittura è pericolosa, può essere pericolosa. Il bambino sotto i 2 anni ha delle vie aeree strette, la mascherina più piccola rispetto a quelle dell'adulto, la mascherina potrebbe essere parzialmente occludente, potrebbe anche occludere in maniera tale da soffocarlo se il bambino esce dal controllo dei genitori. Tra i 2 e i 6 anni i bambini la possono cominciare a portare, però sicuramente non la portano bene, la toccano, la allontanano, se la tolgono, si toccano il viso, toccano gli occhi e quindi questo può diventare più che protezione, fonte di infezione. I bambini invece sopra i 6 anni la mascherina deve essere nota ai bambini, i bambini devono essere educati a portarla. Dai bambini adesso vi parliamo di adolescenti, perché ancora non si sa che cosa accadrà a settembre con la riapertura delle scuole, didattica a distanza o meno, didattica parziale. Vediamo che cosa succederà. Linee guida per ora non ce ne sono. Sentite l'esperienza del liceo veronese di Montebelluna, che pare abbia chiesto l'autorizzazione addirittura al cinema per poter avere gli spazi e fare lezione. Le nostre scuole non sono strutturate con possibilità di mantenere un metro di distanza per ogni studente mantenendo i numeri che abbiamo nelle classi. Quindi la difficoltà che si crea è non da poco, insomma. Un ritorno a scuola in presenza in classe, rispettando le norme anti-assembramento a settembre, è semplicemente impossibile. Gli spazi di tutte le scuole in provincia di Treviso non lo consentirebbero e così da settimane i dirigenti sono a caccia di un piano B. A Montebelluna, ad essere conteso tra più scuole, potrebbe essere il Cinema Italia, cui il liceo veronese ha già formalizzato una prima richiesta di usufrutto degli spazi. Il Cinema delle Sale, una contiene 200 posti, però non possono essere tutti attaccati, quindi anche lì andranno distanziati. L'altra ne ha un centinaio circa e poi ne ha una terza, ma ripeto, non siamo andati oltre se non la ricerca di una disponibilità del cinema. Il liceo montebellunese soffre già di un disagio interno legato agli spazi per i lavori nella succursale che ancora non sono stati ultimati. Gli studenti sono stati ospitati nei locali della parrocchia e della scuola media, insomma rientrare tutti in presenza potrebbe essere un problema. L'ipotesi che stiamo facendo è proprio quella di giocare sulla alternanza fra la presenza e l'online e la distanza, insomma. La soluzione ventilata fin dall'inizio dal ministro Azzolina potrebbe diventare quella più semplice da gestire. Le linee guida ad oggi non ci sono. Ieri l'incontro in provincia. Una volta terminati gli esami di maturità, il mese di luglio diventa fondamentale per l'individuazione degli spazi. Un'altra difficoltà che era emersa ieri è quella dei trasporti. Come sappiamo oggi i trasporti non sono ancora abilitati per recepire tutta l'utenza che deve arrivare. Ad oggi, con le attuali condizioni del trasporto pubblico, potrebbe restare a terra almeno il 40% degli studenti. Poi c'è il problema dell'organico, tutte questioni poste alla riunione. Servono risposte urgenti perché settembre è domani. Siamo alla cronaca. Chiara Friggeri è morta per overdose. Questo è l'esito dell'autopsia condotta nella mattinata di ieri dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto, 18 anni, di Monfumo. Chiara è deceduta venerdì scorso dopo 5 giorni di agonia. Il sostituto procuratore Giulio Caprarola ha aperto un fascicolo per morte in conseguenza di un altro reato ed è a caccia dello spacciatore che ha venduto la dose letali. Le analisi disposte dagli inquirenti avrebbero l'obiettivo ora di chiarire con certezza di quale sostanza si sia trattato e soprattutto, ad esempio, se la sostanza sia stata tagliata male.
Ancora con la cronaca, andiamo lungo la Feltrina, siamo in Viargine, vi facciamo vedere queste fotografie, arrivano dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto poco dopo le 17 e oggi appunto siamo lungo la Feltrina, c'è stato uno scontro frontale, un grave scontro tra una Porsche, che è quella che vedete nelle immagini, e una Fiat Panda delle Poste Italiane. Vi faccio vedere ancora questa immagine, esatto, sempre inviata dai vigili del fuoco. Allora, uno scontro frontale, ancora non sono chiare le cause, sul posto è arrivato l'elisoccorso, quindi i sanitari del 118, c'è una donna di 50 anni che è stata portata in gravi condizioni all'ospedale di Treviso, sul posto la stradale per i rilievi e poi la polizia municipale per far defluire il traffico in tilt perché appunto siamo lungo la Feltrina. Ma ancora non abbiamo insomma altre notizie, se ci saranno aggiornamenti ve li daremo nel corso del telegiornale. Ed ora andiamo all'ex caserma Serena perché si è negativizzato l'operatore dell'ex caserma rientrato in Italia con il Covid che oggi ha potuto lasciare l'ospedale, resta invece positivo il richiedente asilo che è stato contagiato. È stato dimesso in giornata dal reparto di malattie infettive dell'ospedale di Treviso l'operatore pakistano in servizio all'ex caserma Serena di Dosson, rientrato dal paese d'origine positivo al Covid-19. Il secondo tampone è risultato negativo e il 54enne ha potuto lasciare l'ospedale. Il tampone dell'altro contagiato, un ospite nigeriano, ha dato nuovamente esito positivo, anche se con bassa carica. Sarà sottoposto nuovamente all'esame domani e a titolo precauzionale verrà eseguito un nuovo tampone sui contatti più stretti dei due soggetti, 6 ospiti e gli operatori della nuova facility che ha in gestione la struttura. Tutti in quarantena fino a domenica, salvo imprevisti, tra loro anche Patrice Kouame, 37 anni, della Costa d'Avorio, arrivato in Italia su un barcone 3 anni fa. Patrice la quarantena la sta utilizzando per studiare. Tra una settimana all'Istituto Giorgi Fermi di Treviso affronterà l'esame di maturità. Lui che in patria, prima dello scoppio della guerra civile, studiava economia, al suo arrivo all'ex Serena non sapeva neppure una parola di italiano, neanche per spiegare cosa prendeva a colazione. Quando ho finito di fare la colazione sono andato al mediatore per chiedere che io voglio andare a scuola, voglio imparare la lingua. Il corso base, le medie, nel frattempo le serali di meccanica, ora la maturità. Mi fa paura perché non ho mai fatto questo tipo di esame in un altro paese che il mio paese di nascita. Sogna all'università Patrice e di trovare lavoro qui. Per fare anche ingegneria di metalmeccanica se possibile. È l'Italia che mi ha dato questa opportunità, quindi deve rimanere in Italia per lavorare. Attenzione perché scade oggi a mezzanotte il termine ultimo per presentare richiesta di indennizzo. Sto parlando di risparmiatori truffate dalle banche popolari del Veneto. Nel fondo, quello appunto di indennizzo, sono stati stanziati un totale di 1,575 miliardi di euro, cioè 525 milioni di euro per ogni anno del triennio 2019-2021. Sarà necessario presentare una domanda a una commissione tecnica di esperti creata ad hoc, allegando tutte le prove di aver subito una vendita scorretta di titoli senza rispettare le norme del testo unico in materia finanziaria. Il decreto Cura Italia, lo ricordiamo, ha prolungato il termine per la presentazione delle domande fino appunto a questa sera. Ancora ricordiamo che le richieste possono essere presentate online, ma chi ha un reddito sotto i 35.000 euro, un patrimonio immobiliare sotto i 100.000 euro, invece l'indennizzo sarà automatico. La Giunta Comunale approva un fondo di 200.000 euro. Stiamo parlando del cambio della caldaia. Vediamo di cosa si tratta. La delibera di Giunta che aumenta il fondo a 200.000 euro per il cambio caldaia nel territorio del comune di Treviso è stata approvata. Stessi fondi verranno destinati anche l'anno prossimo. L'amministrazione vuole incentivare il cambio caldaie per migliorare la qualità dell'aria. Tutti i cittadini potranno aderire all'iniziativa. Il cittadino potrà scaricare i moduli direttamente nel nostro sito del comune o rivolgersi agli uffici. La modulistica è molto semplice. I vantaggi economici sono evidenti. Sono soldi veri che verranno restituiti al cittadino tramite la presentazione delle fatture e non solo legati alla caldaia, alla sostituzione della caldaia, ma anche all'impianto. Quindi a seconda della classe energetica si va a sostituire, quindi se il passaggio è molto grande da gasolio a gas si ottengono tanti soldi che vanno a compensare quella che è stata la spesa. Le adesioni dall'anno scorso sono numerose, l'operazione riscuote il successo sperato.
L'anno scorso ha avuto l'85% di soldi spesi rispetto al totale messo a disposizione. Quest'anno speriamo ancora in un maggior successo, avendo aumentato le risorse, e soprattutto speriamo che questo venga fatto specialmente dai condomini, che sono la fonte inquinante più forte nel nostro territorio comunale. Prima dell'era Covid si è sempre abusato delle nostre risorse naturali, mettendo a rischio il cambiamento climatico. Solo rimpiazzando la vecchia infrastruttura inquinante con una più moderna, pulita ed efficiente si potrà inquinare meno. Anche a Treviso, perciò, con il suo Green Deal cerca di migliorare la qualità dell'ambiente. Cambiando le caldaie delle nostre abitazioni, nel nostro piccolo potremo evitare molti problemi nel futuro, e non solo. Il piano di forestazione urbana, appunto l'incentivazione sulle caldaie e anche l'abbassamento degli oneri dovuti alle costruzioni in bioedilizia. Questi sono i 3 capisaldi di quello che è appunto il New Green Deal Treviso, che sarà un'operazione importante per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e della salute pubblica. Pochi secondi di pubblicità e poi di nuovo con... Eccoci, ben ritrovati, l'informazione ancora di TG Treviso. Adesso andiamo in centro, in Piazza dei Signori, per raccontarvi di una goliardata di cui è stato vittima il sindaco Mario Conte. Attirare il sindaco con il pretesto di un regalo e accoglierlo con quella che più che una trombetta sembra un richiamo per la selvaggina. Una goliardata che diventa ancora più notizia considerando l'età di chi l'ha organizzata. Quei giovani che da oltre 50 anni vivono ed animano la Piazza dei Signori. Monicelli l'avrebbe chiamata una zingarata stile Amici miei, con quei doppi sensi tra fischi e fischiati e trombe e trombati. Ma qui il gran cerimoniere, che la politica l'ha abbracciata quando ha detto addio al calcio, pur assomigliando, seppur solo per i capelli, a Maradona, non ammette illazioni e sulla trombetta specifica. Lui non ne avrebbe bisogno, il nostro sindaco, perché è sempre presente, e ciò nonostante ritengo vieppiù che lui ha il diritto e il dovere di richiamare tutta la cittadinanza a sviluppare sempre di più le proprie potenzialità. Mazzadini, che in politica ha navigato da Mazzaroli a Conte, va oltre e dedica al suo attuale sindaco, più o meno il 10° della saga, addirittura un poemetto. Per non andare tutti a carità, forza e avanti tutta, firmato la Piazza. E il sindaco ha accettato di buon grado la trombetta richiamo. In realtà poi l'abbraccio loro te lo danno sempre, ogni volta che si passa di qua, un saluto, una chiacchiera, un'osservazione, una critica c'è sempre, e credo che faccia parte del ruolo del sindaco di Treviso confrontarsi con questo angolo della piazza che è composto appunto da queste persone straordinarie. E mentre alla fine tutti hanno brindato in gloria alla goliardata, inevitabile è arrivata al politico navigato la perfida domanda del cronista. Lei è un politico, sa che il termine tromba e trombato ha un altro significato in politica? Sì, ma certo non posso però abbassarmi a questo livello. Lo scenario che si aprirà al nostro sindaco sarà molto più ampio. Teresa Cattarin, ve la facciamo conoscere, oggi ha compiuto 106 anni. 106 anni, davanti tutti assieme. Eccola Teresa Cattarin mentre festeggia i 106 anni con i suoi familiari. Teresa è la persona più anziana di Breda di Piave e certamente fra le più longeve del Veneto. Alla sua festa hanno partecipato anche i fratelli novantenni Giuseppe, Lino e Rosetta, e a portargli gli auguri di tutta la cittadinanza anche il sindaco Moreno Rossetto. È quando ha compiuto 100 anni che la prima volta che sono venuto a trovarla, e adesso ne ha 106 e devo dire che la trovo sempre bene, ed è una felicità anche per tutti i cittadini di Breda di Piave. Teresa è stata una grande lavoratrice nei campi con la passione per i viaggi. Con il marito Emilio, appena potuto, ha visitato mezzo mondo: Turchia, Russia, Francia e Brasile. Viaggi ed esperienze che in gioventù non avrebbe potuto fare. Ai suoi tempi, anche per andare alla sagra del paese, doveva andarci accompagnata dal babbo. Regole e restrizioni che ricorda ancora. Era mio aiuto. E per cosa viene ora insieme? Era lui l'ha detto, perché vuoi sentire cosa che va a
Nata a Breda di Piave nel 1914 e quarta di ben 14 fratelli, Teresa Catarina ha sempre mantenuto uno stretto legame con la propria terra, dove ha vissuto da sempre dopo il matrimonio con Emilio Menuzzo, da cui ha avuto 3 figli, 6 nipoti e 8 pronipoti. Teresa è cresciuta nel mezzo di 2 conflitti mondiali e 4 pandemie, senza mai perdere il sorriso e la fiducia verso un mondo migliore. Una donna energica e inguaribile ottimista. Mi prego tanto perché tutti potete venire da mia età e potete godere. Oggi trascorre le giornate leggendo molte riviste e ramendando. Il pigiama le era stretto l'elastico, quindi appena che si è alzata prima di far merenda ha voluto scucire perché mettimi l'elastico più largo. Quanto mi piaci per poi tenerti sul cuore. Notizie da Belluno. Belluno sarebbe la richiesta di maggiori oneri causati dalle prescrizioni Covid a carico dell'impresa a costringere il fermo dei cantieri. Stiamo parlando del restauro delle scuole Gabelli e Palazzo Crepadona a Belluno. Gli uffici stanno verificando se l'aumento dei costi sia o meno giustificato. Così il sindaco. Non ho mai visto un cantiere fermo a Belluno per questi motivi, non ne abbiamo fermato uno in 8 anni, quindi penso che si andrà avanti anche su questi. Il sindaco di Belluno è fiducioso, i cantieri per il restauro delle scuole Gabelli di Palazzo Crepadona andranno avanti, resta da capire se e quando sarà trovata una soluzione con il raggruppamento di imprese che si sono aggiudicate l'appalto a Teste Costruzioni e Ranzato, le quali si augurano di raggiungere presto un compromesso per non dover essere costrette ad aprire un contenzioso con Palazzo Rosso. Le nuove norme post-Covid modificano completamente gli standard di sicurezza, diciamo, nei luoghi di lavoro dei cantieri, con degli standard elevatissimi, e questi hanno comportato un aumento dei costi molto consistente a carico delle varie ditte. Quindi le varie ditte stanno sostanzialmente interloquendo con tutti i propri committenti per chiedere più soldi per poter fronteggiare questa spesa ovviamente eccezionale. I maggiori oneri richiesti al committente per i 2 cantieri si aggirerebbero attorno a diverse centinaia di migliaia di euro, frutto di un aumento dei costi causati dalle nuove regole Covid. Le amministrazioni fanno fatica a reperire le somme aggiuntive, ma al di là di questo devono controllare la congruità della richiesta rispetto a un oggettivo aumento dei costi e rispetto al giustificato aumento dei costi. Gli uffici comunali stanno facendo tutte le valutazioni del caso, a loro spetta l'onere e il compito di fare le verifiche e di trattare con l'impresa per trovare una soluzione. Anche nella peggiore delle ipotesi, Massaro assicura che i cantieri non si fermeranno. L'aumento dei costi per gli enti pubblici sui cantieri è un aumento incontrollato e molto difficile anche da fronteggiare. In questo momento siamo tutti con i bilanci in passivo, quindi aumentare i costi è molto difficile. Abbiamo chiesto un intervento del governo, il governo ha promesso che prenderà in mano la questione, nel frattempo si cerca di risolvere le questioni passo per passo. Intanto nel pomeriggio abbiamo appreso della ripresa dei lavori nel cantiere per la realizzazione della Mediateca delle Dolomiti a Palazzo Crepadona. Questa mattina si è svolta una visita di controllo da parte del direttore dei lavori. Nei primi giorni di luglio, fa sapere l'assessore Frison, si terrà un nuovo sopralluogo con il direttore dei lavori riguardanti gli scavi del cortile interno. Sempre stamattina sono stati consegnati i lavori per l'ex chiesa dei Gesuiti in via Jacopo Tasso, chiusa da più di un secolo, che diventerà una piazza coperta al piano terra e una sala polifunzionale di 500 metri quadrati al primo piano. Ed ora la cerimonia di organizzazione dell'Infopoint del Nevegal con una coda polemica. La prima dell'ufficio per accoglienza e la promozione del Colle è andata in scena senza gli operatori che sbottano, siamo stati boicottati. Speravano in una festa in un momento di aggregazione per la promozione del Colle e invece l'inaugurazione dell'Infopoint del Nevegal si è rivelato uno schiaffo, l'ennesimo. Noi non eravamo avvisati che ci fosse l'inaugurazione dell'Infopoint. Era anche secondo me un momento buono anche per pubblicizzare quelle manifestazioni o quegli eventi che sono stati programmati per l'estate. Tra le iniziative la stampa di 70.000 tovagliette per la ristorazione disegnate da Fabio Vettori, noto per le sue celeberrime formiche, materiale promozionale commissionato dagli operatori del Nevegal utile per aiutare i turisti a individuare i principali punti di riferimento sul Colle. Quindi dispiace un po' che queste occasioni, che sicuramente sono occasioni buone per poter fare quella promozione con quel poco che è rimasto quest'anno.
Un'occasione persa per il lancio della stagione estiva sul Nevegalle, che al momento parte con un infopoint inaugurato in sordina, presenti i rappresentanti del Consorzio Dolomiti Prealpi, deputato all'accoglienza e alla promozione di Belluno e del Nevegalle, il sindaco, l'assessore Yuki D'Emilia. L'ufficio parte con grandi novità, oltre all'ampliamento degli orari d'apertura, la programmazione di importanti attività. Non si tratta appunto solo di informazione e accoglienza turistica, ma anche l'attività di promozione, quindi di back office. Parliamo della redazione di materiale promozionale, della comunicazione sia su stampa che su web, il portale Adorable, i social, eccetera, e la parte anche di promozione, diciamo, vera e propria alle fiere di settore, che avverrà verosimilmente in autunno e in primavera. Nei giorni scorsi il Consorzio ha presentato il programma di azione di quest'anno alla Giunta Comunale. Nei prossimi giorni, anticipa l'assessore, incontreremo i commercianti e i gestori di attività del centro storico di Belluno e, in un incontro dedicato, anche gli operatori del Colle. Ed ora la provincia di Belluno, che chiude il bilancio con un avanzo di ben 29 milioni di euro. Il presidente garantisce, da qui si parte per gli investimenti. Sono risorse per investimenti, che sia chiaro, perché dal punto di vista della spesa corrente la provincia è al limite delle sue possibilità. Un tesoretto che sfiora i 29 milioni di euro accumulato negli anni e quasi del tutto indisponibile prima per la gestione commissariale, poi per la legge del Rio, che di fatto ha impedito di impegnare queste risorse che ora bisogna capitalizzare. Roberto Padrin smorza subito le accuse di immobilismo e di scarsa progettualità rivolte a Palazzo Piloni il giorno dopo l'approvazione del consuntivo. In questi anni, soprattutto adesso, siamo ripresi, soprattutto perché siamo riusciti a potenziare il personale. Purtroppo abbiamo avuto un taglio del 30% che ci ha impedito di fatto di portare avanti tutta una serie di progetti che volevamo fare. Adesso le cose sono cambiate progressivamente, adesso stiamo aspettando di nominare anche il nuovo responsabile dell'area tecnica, che è andato in pensione, quindi abbiamo sicuramente dei limiti legati al personale, però la macchina è ripartita. L'obiettivo è potenziare gli investimenti sulle funzioni fondamentali della provincia: difesa del suolo, edilizia scolastica e viabilità. Su quest'ultimo punto, spiega il presidente Padrin, la convenzione con Veneto Strade vale 8,8 milioni di euro ad oggi. La provincia sta aspettando perciò la riclassificazione delle strade e la revisione della convenzione, che consentirà di risparmiare risorse utilizzabili in altri ambiti. I primi passi sono stati fatti con gli accordi di programma tra provincia e comuni, finalizzati a risolvere diverse criticità di difesa del suolo. Poi c'è la partita dei fondi di confine, 130 milioni di euro su 5 anni. E stiamo anche qui valutando la programmazione 2019-2023. Purtroppo abbiamo perso alcuni mesi per il Covid, sta partendo. Le risorse del fondo si uniscono a quelle dell'avanzo di amministrazione, al piano infrastrutturale previsto per le Olimpiadi. Delle 4 varianti previste, però, quella di Cortina è ancora ferma al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il rischio è che non possa essere pronta entro il 2025. La rubrica dei bambini vi facciamo vedere questa sera i video di Camilla di Salgareda, Gabriele e Giada di Casier e Kevin da Paese. Allora Gabriele, bisogna muovere le gambe insieme, dai Giada. Sì, ma no, così. Andrea, tutto bene ragazzi? Continuate a mandarci video dei vostri bambini, se lo vorrete utilizzate il numero che vedete in questo momento posizionando in orizzontale preferibilmente il vostro telefono cellulare 351 17 55 3 e 40. È tutto per questa edizione di TG Treviso, vi lascio come sempre le previsioni del tempo e poi a seguire saremo di nuovo in edizione straordinaria. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Rosso, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento, sarà una giornata in buona parte all'insegna del bel tempo, ma ancora con qualche disturbo. Il dettaglio di venerdì 19 giugno.
Sul Veneto sarà in genere asciutto e stabile con ampio soleggiamento e con cielo al massimo poco nuvoloso. Tuttavia durante le ore pomeridiane non si escludono locali acquazzoni sui rilievi, localmente fin verso le aree limitrofe pianeggianti. Temperature minime tra i 13 e i 17 gradi, massime invece tra i 22 e i 27 gradi all'incirca. E ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà una giornata all'insegna del sole, solo con isolati rovesci durante le ore pomeridiane sui settori montuosi. Temperature minime fino a 18 gradi, massime invece tra i 25 e i 26 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, inizialmente bel tempo, poi qualche fenomeno temporalesco a carattere sparso. Temperature minime sui 15 gradi, massime invece fino a 26 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci. Pizza e bruschetta Enzo da Ross, totalmente artigianali, non surgelate, senza conservanti e del nostro territorio, nei migliori supermercati.